Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sicilia 24 Focus oggi si occupa del boom influenza, un boom che riguarda i casi, anche i sintomi di questa influenza che ha un po' spaventato, diciamo così, i cittadini siciliani che in tanti si sono riversati nei pronto soccorso dell'isola, tanto da creare una vera e propria congestione. Abbiamo raccontato di una crisi, di una difficoltà per recuperare posti letto nelle nostre strutture ospedaliere proprio a causa dell'afflusso enorme di pazienti con complicazioni da influenza. Ci occupiamo di questo insieme alle tante voci che abbiamo riunito per questo Focus. Saluto immediatamente in studio con me la dottoressa Antonella Di Stefano, che è direttore dell'unità operativa complessa di pediatria con pronto soccorso pediatrico all'ospedale Cannizzaro di Catania, nonché anche vicepresidente di SIP, Società Italiana Pediatria. Ben trovata. Grazie dell'invito. Allora, i collegamenti li apriamo subito e dunque in prima battuta ci colleghiamo con il nostro primo collegamento esterno da Palermo. Lo vedo con noi. Ben trovato ad Antonio Cascio, direttore malattie infettive del Policlinico di Palermo, un ospedale che in questo momento si trova ovviamente in qualche difficoltà, tant'è che è stata varata una task force, quindi ne parleremo tra poco, ma cercheremo di entrare anche in quella che è questa influenza, perché è stata capace di creare questa difficoltà anche negli ospedali siciliani. Andiamo a salutare anche Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del CIMO, ovviamente il sindacato dei medici ospedalieri. Ben trovato e grazie. Buonasera e grazie a voi. E grazie davvero di cuore a Salvatore Iacolino, ben trovato, direttore della pianificazione strategica dell'assessorato alla salute per la regione siciliana. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a voi. Allora direttore, guardi, partiamo proprio da lei perché in questi giorni e in queste ore è davvero un fluire continuo di dati, di numeri che parlano di campanello d'allarme nei pronto soccorso, di difficoltà ovviamente per i posti letto, di situazioni di attese, ma perché no, purtroppo parlano anche di una percentuale molto bassa di vaccini anti-influenzali somministrati. Partiamo da là. Difficoltà in questo momento negli ospedali. Ci fa un po' un quadro, la mappa delle difficoltà è un po', diciamo, in tutta l'isola? Beh, i problemi sono stati avvertiti in tutta l'isola, in particolare in alcune realtà piuttosto che altre. Palermo, per esempio, è stata caratterizzata distintamente da un iperafflusso di pazienti che hanno trovato una risposta assistenziale non sempre tempestiva, legata appunto da un eccesso di presenze nei pronto soccorso. Io parto da una premessa. Sì. Su circa 1000 posti nelle dotazioni organiche di pronto soccorso, delle osservazioni breve e intensive dell'area di emergenza dei vari presidi ospedalieri in Sicilia, il 50% di posti non è coperto, quindi su 1000, su circa 950 posti, quasi la metà non è coperta. Questo è un segnale evidente. L'area di emergenza e il pronto soccorso non caratterizzano una priorità di scelta da parte di chi sceglie la professione medica piuttosto che un altro profilo professionale. Poi a cascata in questa caratterizzazione forte che c'è nella nostra terra, ma non soltanto nella nostra terra, c'è poi un problema vaccinale. Lo riferiva lei poco fa, una percentuale di popolazione vaccinata per la sindrome influenzale inferiore rispetto ad altre realtà. Ci attestiamo al 52%, siamo oggi ovviamente fino al 28 febbraio vi è la possibilità come orizzonte temporale per vaccinarci. Siamo rispetto all'anno passato un po' meglio, siamo passati dal 48 al 52, ma il 48 è il dato finale. C'è un tema legato alla possibilità di potenziare l'offerta assistenziale sul territorio attraverso le case di comunità che verranno attivate a partire dal 1 luglio e attraverso le aggregazioni territoriali funzionali dei medici avremo una copertura più
consistente, di maggiore intensità, tutto questo dovrebbe rappresentare un limite rispetto a questo afflusso sproporzionato di assistiti che si recano nei pronto soccorso. Il tema vaccinale è un tema anche legato culturalmente al nostro territorio, che fa fatica ad espandere questo sistema, ancorché migliorato. Vanno potenziate ulteriormente le attività di continuità assistenziale, ma la gestione del pronto soccorso è legata anche al sistema dell'emergenza urgenza territoriale, al 118, che è stato recentemente potenziato anche come infrastruttura digitale, con la possibilità oggi di geolocalizzare le autoambulanze e garantire attraverso questo sistema avanzato tecnologicamente di recarsi con il paziente nell'ospedale più vicino, dove però c'è una possibilità di immediata copertura di posti letto nell'area di competenza. È in fase oramai di completamento il 116 e 117, è stato approvato il progetto ministeriale, poi non dobbiamo dimenticare gli accordi con i medici di famiglia, i farmacisti. Sì, infatti direttore ha citato tanti argomenti che sono, come dire, no? Come dei ganci eccezionali per il nostro dialogo oggi. Ha citato la medicina di urgenza, l'emergenza, dove è poco il personale, perché poi anche sono pochi i medici che vogliono fare l'emergenza. Lo dico qua alla dottoressa Di Stefano, che ovviamente è il direttore di un'emergenza, quella pediatrica, che anche in questo momento è sottoposta a una forma di stress non indifferente. Dottoressa? Sì, senz'altro, perché il pronto soccorso pediatrico abbiamo avuto un aumento quasi del 45% dei ricoveri, ma soprattutto della popolazione pediatrica che arriva in pronto soccorso pediatrico. Questo 45%, cioè rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo, l'aumento dei bambini che arrivano in pronto soccorso è dovuto proprio alla forma influenzale, perché questo proprio abbiamo fatto un conteggio specifico dove il 45% è da sintomatologia influenzale dato da del virus A che tutti conosciamo, che in atto sta circolando, l'H1N1, l'H3N2, proprio della variante K del vaccino influenzale. E quindi significa un 45% in più in un pronto soccorso, anche se si parla di un pronto soccorso pediatrico, è importante. Certo. Anche perché siamo stati anche in un periodo festivo dove patologie e anche di altro tipo ne abbiamo avute parecchie, dalle ustioni alle mani, alle amputazioni, alle ustioni anche da petardi. Quindi il 45% in più di patologie respiratorie ha comportato un sovraffollamento importante. Di questo 45% però devo dire che solamente una metà è stata ricoverata, li abbiamo sottoposto a ricovero in quanto insufficienza respiratoria, anche con quadri importanti di polmoniti e con forme gastrointestinali. Noi abbiamo e cerchiamo sempre di non ricoverare quando è possibile. Quindi li teniamo in osservazione, soprattutto le forme dove non c'è un coinvolgimento respiratorio, dove non è presente un coinvolgimento gastrointestinale importante da disidratazione. Tutto il resto invece viene ricoverato. Ecco, torniamo alla questione dei ricoveri, dei posti letto, che sta in questo momento affliggendo alcuni ospedali. Vedo il dottore Cascio collegato. Allora, dal policlinico di Palermo l'indicazione di una task force vera e propria che riguarda questo momento storico, è così? Sì, si sta cercando di affrontare al meglio il problema, istituendo questa task force, istituendo nuovi 10 posti letto destinati proprio a pazienti con influenza. Ci sono tantissime persone appunto che si recano al pronto soccorso, come è stato già detto, e io inviterei la popolazione, insomma, prima di recarsi al pronto soccorso, essere certi perché non è che basta avere la febbre, un po' di tosse, andare al pronto soccorso è sbagliato, perché tra l'altro il pronto soccorso è affollato, sicuramente si possono trovare persone con influenza, e se uno l'influenza non ce l'ha,
c'è il rischio che se la prenda proprio il pronto soccorso. Quindi è importante recarsi al pronto soccorso soltanto quando si sta veramente male, dopo aver chiamato il proprio medico di famiglia, dopo aver parlato con lui. Se il medico di famiglia dice vai al pronto soccorso, si va al pronto soccorso. Ok, quindi una certa cautela, diciamo così, nel correre al pronto soccorso. Ma la situazione che si sta verificando in questo momento era un po' stata pregustata, diciamo così, raccontata in anticipo anche dal CIMO, dal sindacato dei medici ospedalieri, che aveva in un comunicato con il suo presidente aveva detto la situazione è allarmante nei pronto soccorso, aveva evidenziato anche il problema, è vero, della vaccinazione mancante. Dottore Bonsignore, per voi non è una sorpresa quello che si sta verificando adesso? Ma è una sorpresa fino a un certo punto. Appunto, non lo era, mi sembra di capire che non lo era. Non lo era perché è evidente che la campagna vaccinale in Sicilia, come avete già detto bene prima, è andata abbastanza a rilento, non ha raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati. In più si è determinato comunque in un arco di tempo molto ristretto, la penultima e l'ultima settimana dell'anno, si è verificato un'esplosione di questi contagi. Credo di capire, lo confermerà il professore Cascio, che è infettivologo e più bravo di me nella materia, che la variante K, la H3N2, credo che abbia questa caratteristica di avere un contagio molto rapido, di avere una elevata contagiosità, e quindi si è creato un numero di contagi molto elevato rispetto al passato, ripeto, in un arco di tempo ristretto. Questo ha provocato chiaramente quel intasamento dei pronto soccorso. E da che cosa è stato motivato l'intasamento del pronto soccorso? Non soltanto dall'elevato numero di pazienti che si sono recati, ma dal fatto che dopo che entrano non escono, perché non ci sono i posti letto dove ricoverarli. Allora, il problema serio è questo. Il problema serio è questo. Allora io chiedo un attimo di riuscire a riottimizzare il collegamento anche in video con Giuseppe Bonsignore, perché abbiamo, come dire, qualche problema, sentiamo solo l'audio, quindi lo dico a beneficio di Bonsignore di poter rifare questo collegamento, di ritentare un collegamento, e vado dal direttore Iacolino, a cui ho promesso una tempistica un po' più rapida per quanto riguarda la sua presenza. Allora, direttore, con lei la questione dei posti letto. Guardi, glielo dico perché poi anche i nostri telespettatori stanno scrivendo alla nostra linea al 342 7455 005 proprio di questa cosa. Le chiedo, la situazione attuale può portare in assessorato a una riconsiderazione della situazione dei posti letto per quello che naturalmente sarà la rete ospedaliera? Cioè, questo momento anche un po' complicato, per cui per esempio il presidente Schifani ha sentito, no, di chiamare il manager del Villa Sofia Cervello proprio per capire, perché risponda di questo momento particolarmente travagliato. Ecco, questa situazione può far cambiare qualcosa nella disposizione dei posti letto? Ma noi abbiamo presentato la proposta di aggiornamento della rete ospedaliera della regione siciliana il 29 settembre del 2025. L'abbiamo trasmessa ai ministeri affiancanti, perché va ricordata la circostanza relativa al fatto che la Sicilia è in posizione ancora di graduale percorso di rientro oramai da troppi anni, e il Presidente della Regione ci ha più volte stimolato per uscire fuori da questo piano di rientro. Il 4 dicembre dell'anno appena trascorso abbiamo trasmesso i chiarimenti che ci sono stati richiesti dai ministeri affiancanti dell'economia e della salute, per cui riteniamo che da qui a qualche settimana, entro tempi stretti, questa rete ospedaliera, che prevede più posti letto di pronto soccorso e di osservazione breve e intensiva in strutture che sono state profondamente ristrutturate. Al Cervello ci sono lavori in corso per una rifunzionalizzazione del pronto soccorso per circa 1000 metri quadrati, una realtà importante, per cui può accadere che vi siano delle difficoltà particolari in alcuni contesti dove i lavori di realizzazione di nuovi pronto soccorsi
stanno per essere completati. L'atteggiamento della Regione è ovviamente propositivo. Dobbiamo ricordare a tutti quelli che ci stanno guardando che i limiti entro i quali noi ci muoviamo sono limiti previsti da un provvedimento legislativo del 2012 e da un decreto ministeriale, il 70 del 2015, che limita enormemente anche la possibilità di ampliare i posti letto per acuti. Vero è che ci sono molti posti letto non ancora attivati, sono circa 2000 sulla programmazione precedente. Noi abbiamo stimolato più volte i direttori generali, così come li abbiamo stimolati a limitare le attività intramurarie, cioè quelle a pagamento, per consentire il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni cliniche dei medici di famiglia. C'è un obiettivo che è anche legislativo. Oggi all'interno di una struttura il rapporto 1 a 1, un'attività istituzionale, una prestazione per attività istituzionale e una prestazione a pagamento deve essere garantito con riferimento al singolo professionista, non già con riferimento alla struttura complessivamente intesa, dove magari ci sono medici che sono in extramurario, ci sono medici che probabilmente non svolgono attività professionale all'interno della struttura. Per cui questo è uno stimolo forte, è stato anche anticipato dall'assessore Faroni. Ricordo che il Presidente della Regione ha voluto una legge che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore dei medici, e non soltanto dei medici, degli infermieri, dei tecnici che operano all'interno delle aree di emergenza, compresi pronto soccorso pediatrici, e sono i direttori generali che hanno attuato non perfettamente, non compiutamente questa norma, che garantisce risorse aggiuntive e un sistema incentivante nei confronti dei medici. Quindi tutte le iniziative, anche quelli legate alle attività ulteriori, perché l'attività in pronto soccorso è usurante, lo sa bene la dottoressa Di Stefano, per cui anche le attività previste contrattualmente con riconoscimenti economici aggiuntivi sono stati previsti e attribuiti dalla Regione d'intesa con le organizzazioni sindacali. Quindi la Regione monitora costantemente queste attività, parte da un presupposto: c'è una carenza oggettiva di risorse umane, medici in particolare, c'è un'esigenza di attivare queste case delle comunità. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno, lavoriamo alacremente per poterle attivare con una dotazione strumentale importante. Lì ci lavoreranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali. Direttore, e avremo in questo modo un ampliamento, un potenziamento dell'offerta territoriale. Sa cosa le dico? In effetti è vero, no? Cioè, le case avranno un ruolo importante, però dovranno forse un po' entrare nella mentalità del cittadino che appena ha un problema corre invece al pronto soccorso. Quindi bisognerà un po' forse lavorare di promozione, tra virgolette, no? Per diffondere la cultura di questa nuova struttura molto importante, una sorta di via di mezzo importantissima tra l'ospedale, l'emergenza del pronto soccorso e la propria casa. Io so di doverla lasciare, avrei voluto approfondire un po' questa cosa dell'intramoenia che mi volevo capire un po' meglio, perché questo poi è anche, noi diamo spesso per scontato l'intramoenia, sappiamo tutti che cos'è una prestazione a pagamento del medico ospedaliero dentro la struttura, però a volte non ne cogliamo esattamente le modalità, la giusta misura, no? E magari le chiedo di poter approfondire questo argomento in un altro appuntamento. Se lei mi dice sì, lo faremo senz'altro. Va bene, non vi ho ascoltato perché per un attimo siamo stati non in linea, però volevo dire che ha ragione lei quando dice che occorre promuovere l'immagine di questo nuovo modello organizzativo che va condiviso con i medici di famiglia, con i pediatri di libera scelta, con i direttori di distretto, con la comunità territoriale, con la rete civica territoriale, perché è espressione anche delle autonomie locali, è espressione anche di quella integrazione socio-assistenziale che dovrebbe misurare i prossimi passaggi dell'amministrazione regionale con riferimento all'assistenza territoriale. Tuttavia siamo fiduciosi che questo possa avvenire anche attraverso
la condivisione con le organizzazioni sindacali. Grazie direttore, grazie alla a voi. prossima. Ci fermiamo per una pausa e riprendiamo parlando proprio di questa influenza, ma anche andando con il Cimo a fare una nuova riflessione proprio sulla situazione dei medici in questo momento. Torniamo tra un attimo. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus, andiamo subito dal dottore Bonsignore. Allora lei l'ha sentito, Iacolino, ho cercato insomma di capire se questa situazione avrebbe avuto un po' una ripercussione, no? Sulla eventuale modifica di una bozza di rete ospedaliera per una rete che ancora non è completata. Cosa ci vorrebbe in realtà? Cosa servirebbe in realtà? Ma quello che ho sentito è che quindi la bozza, che era stata anche comunicata alle organizzazioni sindacali nel mese di settembre, è già stata trasmessa al Ministero, quindi ci sono pochi margini di ridiscussione. Questo è un peccato, perché secondo noi andava un po' rivisto tutto l'impianto, soprattutto perché quello che sta facendo emergere questa emergenza legata all'influenza stagionale è quello che mancano i posti letto, non tanto nei pronto soccorso, come si diceva prima, quanto i posti letto per acuti nei reparti internistici. I reparti di pneumologia, i reparti di medicina interna sono quelli che sono andati in sofferenza. Le faccio un esempio. Sì. L'ospedale Cervello ha una pneumologia, l'ospedale Cervello di Palermo, sì, che prima aveva 64 posti letto e che oggi ne ha 36. Allora siamo andati negli ultimi anni sempre a ridurre i posti letto delle medicine e siamo stati ben lontani dall'auspicio che noi avevamo rivolto di incrementarli. Quindi il problema è questo, di in realtà aumentare i posti letto per acuti della struttura pubblica, non più del privato, come è stato fatto anche in passato, il famoso privato accreditato, che è quello, mi permetto di dire, che in questa fase di emergenza è anche venuto a mancare per fronteggiare questa emergenza legata all'influenza. Nelle ultime settimane dell'anno, ahimè, non abbiamo avuto grandi risposte e la solita mano d'aiuto che il privato accreditato riesce a dare anche alla struttura pubblica. Questa è la realtà dei fatti, magari non piacerà a qualcuno la mia affermazione, ma io sono abituato a dire pane al pane e vino al vino. Allora, è un'influenza comunque dura, no? È un'influenza che sta portando febbri altissime. Io con la dottoressa Di Stefano ho parlato un po', diceva insomma le mamme si spaventano, si trovano i bambini a casa con la febbre a 40, il termometro non scende e quindi compiono dei passi. Uno, quello magari di correre in pronto soccorso, due, quello di somministrare antibiotici. Non somministriamo antibiotici. Naturalmente i genitori si spaventano perché la febbre è molto alta, è 40 anche 41 è arrivata, non responsiva alla somministrazione degli antipiretici e vogliono somministrare l'antibiotico perché hanno paura. Assolutamente no, perché l'antibiotico non ti fa altro che dare una resistenza e quindi ti peggiora il quadro sintomatologico. Naturalmente se insorgono altri problemi allora lì contattare il pediatra di famiglia e poi magari procedere a arrivare in pronto soccorso. Io un'altra raccomandazione: purtroppo abbiamo visto che tutti i ricoverati erano tutti senza vaccino anti-influenzale. I non ricoverati hanno avuto una forma influenzale lieve, anche loro senza vaccino o comunque vaccinati ma con una forma molto lieve, ma tutti i bambini ricoverati in insufficienza respiratoria che tuttora fanno ossigeno anche a pressione positiva sono tutti bambini non vaccinati. Ecco, quindi sufficienze respiratorie. Dottore Cascio, è una condivisione quella che lei sente di fare insieme con la dottoressa Di Stefano, che parla ovviamente dei bambini. Per gli adulti com'è la situazione? Anche lì il tasso dei vaccinati? Esattamente, la maggior parte delle persone ricoverate e con i sintomi peggiori sono persone non vaccinate, quindi quello che più volte abbiamo detto e stiamo ripetendo è sempre così. Il vaccino deve essere fatto e ripetiamo ancora che siamo ancora in tempo per farlo, perché chi non l'ha fatto lo deve fare, perché ancora noi non sappiamo con esattezza se il picco sarà
domani, dopodomani o fra 7 giorni, quindi va ammesso che il picco è stato ieri, noi avremo ancora settimane con almeno 6, 7, 8 settimane di contagi. Quindi ci sono tante persone che potranno prevenire l'influenza se si vanno a vaccinare domani. Quindi questo è un dato che è ricorrente. Purtroppo si è frizzato il collegamento con il dottore Cascio, sempre molto prezioso, perché in questo periodo stiamo ritornando a parlare di una parola, anzi di due parole con le quali avevamo familiarizzato durante il periodo del Covid, ovvero polmonite interstiziale. È così, dottoressa? Sì, questo tipo di vaccino ti dà meno polmoniti interstiziali ma più polmoniti lobari, quindi più focolai, più insufficienza respiratoria, anche con versamenti pericardici o forme gastrointestinali nelle forme più banali. Quello che io vorrei un po' dire ai genitori è non solo il tipo di vaccino. Il bambino dai 2 anni fino ai 18 anni può fare un vaccino con somministrazione per via nasale, quindi molti non lo fanno perché si preoccupano della forma intramuscolo, hanno paura, il bambino si spaventa, invece una somministrazione per via nasale, il bambino se lo fa fare tranquillamente e ha una risposta anche maggiore perché si moltiplica a livello della mucosa nasale. Ecco, abbiamo ritrovato il dottore Cascio, parlavamo di polmonite interstiziale. Durante il tempo del Covid quante volte ci siamo ritrovati a parlare di questo, quante volte ha cercato appunto di spiegarci di cosa si trattava? Se ne riparla anche lì tra i suoi ricoverati adulti? Sì, diciamo che tanti virus, non solo quello dell'influenza, ma in particolar modo quello dell'influenza, ma anche altri virus respiratori come il metapneumovirus, il virus respiratorio sinciziale, il virus della parainfluenza, altri coronavirus che non siano il SARS-CoV-2 possono provocare una polmonite di tipo interstiziale, una polmonite virale che in certi casi, in qualche occasione, può essere anche molto molto severa. Esistono degli antivirali appositi? Sì. Esiste una molecola apposita per queste? Una molecola si chiama oseltamivir, che funziona soprattutto se viene somministrata all'inizio della sintomatologia e la si può utilizzare pure come profilassi, nel senso che una persona che è stata a contatto con una influenza accertata può prendere questo farmaco per evitare che venga l'influenza. Dottore Bonsignore, stiamo sentendo insomma che questa influenza oggettivamente è infelice un po' per tanti, no? È dura, è da sopportare, febbre altissima, di certo ha contribuito a mettere ancora una volta in evidenza quanto è difficile fare medicina d'emergenza e quanto è poco incentivata la medicina d'emergenza. Continuiamo a dire che ci sono pochi medici che vogliono farlo, però poi per fargliela fare che si fa? Quasi niente. Ma hanno inventato questa famosa indennità di pronto soccorso a livello nazionale, è stata poi ripartita fra le regioni dopo un anno almeno l'hanno ripartita fra le aziende hanno finalmente pagato l'anno scorso, credo il 2022. La dottoressa conferma, la dottoressa conferma. Dico, non è questa la maniera di incentivare, intanto sempre con 2 o 3 anni di ritardo quando vanno pagati i medici. Non credo che sia una forma incentivante particolarmente elevata, oltre al fatto che le cifre messe a disposizione non cambiano la vita a nessuno sicuramente. Allora ci vogliono degli incentivi, ma non soltanto economici. Il problema della scarsa attrattività del pronto soccorso è dovuto al fatto che i giovani colleghi mi dicono: ma a me chi lo fa fare andare a rischiare di prendere un pugno in faccia una sera sì e una sera no, o di essere sottoposto a costanti denunce penali o richieste di risarcimento appena si profila il minimo errore, che poi alla fine sappiamo bene che il 95% dei casi viene archiviato perché il fatto non sussiste e soltanto il 5% va a giudizio. Quindi non è attrattivo sotto molti punti di vista. Certo. La legge di bilancio, il milleproroghe, adesso ha prorogato il famoso scudo penale per un altro anno, invece ci vorrebbero delle
misure strutturali, non andando di proroga in proroga e di anno in anno, perché ricordo, e lo dico sempre quando ne ho la possibilità, l'Italia è uno dei 3 paesi al mondo in cui l'atto medico è un reato penale: Italia, Polonia e Messico. Dopodiché abbiamo trasmesso, perché in tutto il resto del mondo, dagli Stati Uniti al Burkina Faso, è un reato di tipo civile, cioè certo, una sanzione di tipo civile, non penale. Noi abbiamo necessità come medici di fare delle assicurazioni a volte anche salate, di avere l'avvocato a portata di mano, di avere un'assicurazione anche per la tutela legale, perché gli avvocati costano, quindi è veramente una situazione insostenibile. Ed è una materia complessa e estremamente piena di sfaccettature, assolutamente. Io la ringrazio, vorrei chiudere con 2 domande del nostro pubblico, una rivolta al dottore Cascio, un nostro telespettatore che ci scrive dalla provincia di Agrigento, chiede se questo tipo di influenza è passibile di ricadute, quindi se si è già diciamo stati colpiti si può tornare a vivere la stessa problematica, un po' come era col Covid. Allora, c'è da dire appunto che i virus che possono provocare una sintomatologia simile a quella dell'influenza sono tanti, quindi teoricamente uno si può fare l'influenza A da H1N1, da H3N2, l'influenza B, si può fare un'infezione da virus parainfluenzale, da SARS-CoV-2, da metapneumovirus, quindi se uno è particolarmente sfortunato può essere soggetto a più episodi simili influenzali provocati da più virus. Poi c'è da dire che una persona che ha avuto l'influenza può essere particolarmente sfortunata, farsi una polmonite interstiziale, una polmonite virale dovuta al virus dell'influenza, e poi, se è particolarmente ancora più sfortunata, avere una sovrainfezione batterica e farsi una polmonite batterica. Quindi io direi questo, non pensiamo alle cose più brutte che possono avvenire, cerchiamo di essere ottimisti però coscienti e intelligenti, quindi vacciniamoci e evitiamo di stare a contatto con le persone che stanno male, invitiamo le persone che stanno male a stare lontano dagli altri, invitiamo i nostri persone care, anziane, fragili ad indossare la mascherina, a lavarsi frequentemente le mani, e incrociamo le dita. Grazie dottore, grazie naturalmente anche al dottore Bonsignore. In chiusura una mamma dice: se non do l'antibiotico, dottoressa, cosa devo fare? Come fare scendere la temperatura? La temperatura solo con l'antipiretico, anche dato più volte al giorno, e dopo 5 giorni la febbre scende da sola. Naturalmente idratarlo molto, quindi bere. Se non mangia non succede niente, ma deve bere. Abbiamo sforato tanti minuti, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio di cuore tutti gli ospiti che sono intervenuti, grazie dottoressa, e il nostro focus naturalmente ritornerà a partire da martedì, domani ovviamente invece si parlerà di calcio. A tutti un buon pomeriggio.